Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. In questo video ci sono e ci saranno tante cose. La prima sicuramente gli incastri. Incastri perché sono in bici con uno zaino che lascerò lungo la strada perché poi lo ritroverò al punto di arrivo del giro di oggi. Un'altra cosa che c'è è pedalare presto, 6:28, sono già partito, parto da casa, vado in direzione nord, poi vi spiego un po' meglio. Un'altra cosa nuova che c'è è la bici Gravel Factor LS, anche questo ve lo spiegherò meglio. Vado. Ho lasciato il borsone a casa degli zii. Ora può partire il giro. Ci saranno anche chilometri in questa giornata, ma sul discorso degli incastri sono sicuro che mi capirete in tanti. È la vita del ciclista amatoriale / ciclista papà, tutto un incastro. Incastri tipo vengo lì ma arrivo in bici, mi porti il borsone, grazie. Poi quando ripartiamo riparto in bici, un classico dai, almeno per me e per gli amici che conosco. Allora vado direzione nord, direzione Udine, perché vado a incontrare Simone e altri due ragazzi, compagno di squadra, che sta scendendo da Salisburgo lungo la ciclovia Alpe Adria. Avevo detto che l'avrei accompagnato un pezzo, sarei voluto andare su in treno, diciamo fino a Tarvisio, e fare Tarvisio-Grado come ho fatto tanti anni fa, e avevo già fatto un video, uno dei primi video sul canale, forse ve lo lascio linkato nell'elenco in alto a destra, ma i treni non combaciavano, quindi bici e si sale, gli vado incontro, poi torniamo giù insieme. Allora, percorso, casa, Udine, Grado. Ok, play. Sono già partito e siamo in traccia. Sta caricando e si va. Allora l'idea è fare la strada più corta possibile per arrivare a Udine, quindi strade veloci dritto per dritto, e poi tornare giù con loro. Ponte sull'Isonzo, davanti a me Lara Pacis, anche due ciclisti, magari posso mettermi un po' a ruota, ma nel frattempo aerodinamica, vediamo di recuperare qualche chilometro/h di velocità. È già uno così, anzi due, da 29 abbondanti a 31. Quindi in questo video c'è Gravel che mancava dal canale da un po', l'avevo annunciato, e fatemi sapere se volete vedere meglio, saperne di più della Factor LS
su cui sto pedalando, che fra l'altro ha delle ruote incredibili. Lasciatemi un commento e magari ci farò un video specifico. In questo video però ci sono anche altre cose, cioè c'è amicizia, perché Simone mi aveva invitato a fare tutte le 4 tappe da Salisburgo a Grado con lui, con loro, ma non sono potuto andare, ma abbiamo già delle alternative pronte che vi sveleremo più avanti, qualche nuova avventura. Però appunto per amicizia avevo promesso che avrei fatto l'ultima tappa con loro, avrei fatto Tarvisio Grado, appunto come tanti anni fa, ma causa caldo loro partono prima, il treno non combacia con gli orari e quindi bisogna pedalare. Si va a Grado da Udine, comodissimo, Staranzano, Udine, Grado. No dai. Poi c'è anche un po' di sfida personale, perché oggi verrò sicuramente a fare una giornata da più di 100 km, abbastanza ore, cosa che ultimamente non faccio, non ho nelle gambe e quindi mentalmente sarà da gestire. Vado. Beh, diciamo che 32 in gravel sull'asfalto con le gomme belle gonfie non è male. Manzano, prima ora drittoni verso Udine, non troppo trafficato perché sono le 7:30 di domenica, però diciamo che mi tengo le riprese per dopo, che sarà sicuramente più bello. Dopo un'oretta passato Pradamano, in arrivo verso Udine, inizia il momento in cui si mangia, e oggi si mangerà tutto spiano. FVG1. Sgonfiamo abbastanza perché, sapendo di fare tanta strada, ho gonfiato abbastanza per sfruttare bene il canale centrale della gomma Pathfinder, e adesso si entra sullo sterrato. Bene, sono in traccia. FVG1, ciclovia Alpe Adria. Dopo un'ora e mezza siamo a Udine. Adesso vediamo di non fare troppo casino.
Così andiamo di qua. Vediamo di non prendere controsensi e divieti, anche se quella era molto più bella da fare in bici. Buongiorno. Chiuso? Sì. Deve andare giù dritto? Sì. Ah, vado per Piazza San Giacomo, passo per di là. Sì, perché qua stanno facendo i lavori. Va bene. Esce, mi stai attento al... Sì, sì, chiaro, vado a destra. Grazie, buon lavoro. Ah. Cazzo che manovrietto, no? Ma cosa è 30... 38. 38? È top, giusto? Sì, sì, perfetto. Esatto, ce l'aveva già su? No. Bello cazzo. Bene così, Sì, sì, prova, prova. Secondo me qua siamo già fuori dopo. Ma ci conviene andare giù dritto, cioè per di là, se sei più dritto. Vieni in pratica da qua è tutto chiuso. Non posso mai a unire. Ah no? No, proprio. E quasi mai anche. Ma è l'elettronico su? Sì. Professionismo. Sì. Primo giro serio con la gravel. Sì, sì. Che è lungo, dico. Sì. Occhio, sotto. Perché più che altro con le borse è un po'... È chiaro. Se aumenti il peso. Tipo qua se parte Tadej Pogacar. Esatto, tipo qua noi facciamo. No, no. Quello un po' mi manca. Mi lanci. Allora, qua ci sarebbe uno stop. Vai. Roubaix e drittoni. Curve e drittoni. Buongiorno. Salve.
Sorry. Sorry, non l'avevo vista. Niente acqua qua. C'è anche un bar, eh? Niente. Zero. Non c'è nulla. Fare il giro intorno ai bastioni, fare la stella è una figata, bellissimo. Fanno anche una gara in mountain bike. Infatti per quello sei vicino. Occhio bici. Buongiorno. Lì c'è l'acqua se volete. Sì, sì. Buongiorno. Forare a 20 km dall'arrivo. Forare. Caricando. Sì, Alpe Adria è questa comunque. Tutto questo con la barretta in bocca, come vedete?
Madonna, circuiti equestri. Palio di Siena. Pazzesco, in fondo. Strassoldo. Ciao. Se tu ti ricordi a che acqua abbiamo preso quella volta in gravel? Madonna, sul ponte. 20 all'arrivo. Siamo sulla ciclabile che porta al ponte e poi siamo arrivati. Ciao. FVG1 direzione Grado, vediamo la meta. Ciao. Sto allungando un po' per guadagnare un po' di anticipo sui ragazzi sul ponte di Grado. Laguna, punto all'albero a metà ponte.
Sigari? Tronare. Occhio! Che è il traffico? Mamma mia, che roba! Figo ragazzi. Grandi? È stato Solo magnifico. per la clip per YouTube. Bene, siamo arrivati 95 km, 167 di livello. Vado a bermi una Fanta in spiaggia. Giro bellissimo, ciclabile top, un po' trafficato l'ultimo pezzo, ma perché ovviamente a grado c'è tanta gente che fa su e giù. Vado a bermi una Fanta in spiaggia, bici top. Lasciate un commento se volete chiedere qualcosa, se volete sapere della bici fatemi sapere appunto che faccio un video e ci vediamo al prossimo. Ciao!